e anche grande abilità nelle conclusioni dalla distanza. Per ora forse stanno un po' mancando i suoi, che entrano comunque bene in area. Un gol da bomber vero, quello di Marco Ponziani, riceve palla da fallo laterale, si gira in un fazzoletto sotto la traversa, 1-1 con la sfera. Marino, Cioccari vince un altro contrasto importante. Ponziani, un grande stop, poi la lavora alla grande in area di rigore e si salvano in due quelli del Real Granella. Non sono da meno i difensori del Real Granella, che qui infatti spazzano bene, bravi ancora nel gioco aereo. C'è un tiro poi e di fronte alla porta. L'istinto del bomber non tradisce nemmeno in questo caso, è il 2-2 di Bacci Immobiliare, è la doppietta di Marco Ponziani. Porta avanti in chiusura di frazione, ma deve stare attenta a Ponziani, anche perché con una deviazione, ma stava sfiorando la tripletta. L'attacco di Bacci Immobiliare, che ha messo le tende nella metà campo avversaria nella ripresa e trova il gol del pari. Ancora lui, ancora Marco Ponziani, stavolta stop e rovesciata, sempre in un fazzoletto, sempre lui, 3-3. Placido ha trovato il gol che per ora decide la gara, anche se gli altri tre li aveva segnati questo qui, Ponziani. Buona parata di Rau ancora su di lui, che ha dei blackout però durante la gara che impediscono alla squadra poi di portarli a casa i risultati. Qui Ponziani stava per farsi autogol Zaccagnini, uno dei migliori del primo tempo.